Dalila, quarta volta consecutiva qui al Palermo Ladies Open, il cammino sulla carta è sembrato facile guardando i punteggi, però è stata una bella fatica. Sì, di facile in questo sport non c'è niente, e soprattutto quest'anno per me non è stato un bellissimo anno, un po' pieno di troppi infortuni diciamo, però siamo riusciti attraverso fisioterapisti e dottori a essere in campo questa settimana e devo dire che è andata alla grande. Ormai il Country Time Club non ha più segreti per te, possiamo dirlo. Sì, qua sono a casa e tutti i soci mi vogliono bene, e vengono i miei amici da casa, da Licata, è fantastico, la mia famiglia qui sugli spalti, bellissimo giocare qui. Più in generale l'iniziativa delle prequali anche per valorizzare le ragazze siciliane, come lo vedi, al di là del fatto che hai vinto tu? Sì, diciamo che è una bella cosa per dare possibilità appunto anche alle altre di giocarsela e di impegnarsi. Appunto nel tennis non è mai detto che vince sempre la più forte e ho visto un ottimo livello richiamo ragazzine perché mi sento un po' più vecchia, mi fanno sentire vecchia, ecco. Però ho visto un bel livello e sono contenta che le tenniste siciliane vanno avanti e si allenano bene. Per chiudere prendo spunto da quello che hai appena detto, non sempre nel tennis vince la più forte, a questo punto in vista delle qualificazioni appena realizzerai cosa ti metterai diciamo così come obiettivo? Appunto sognare non costa nulla, quindi quest'anno è la quarta volta, magari appunto la prima edizione non avevo idea di cosa significasse giocare nella mia Sicilia al mio primo WTA. E il secondo anno è un po' meno, sto andando gradualmente sempre meglio e mi sento sempre più a mio agio e poi ho tutto il tifo dalla mia parte e questa è una cosa bellissima dove qua comunque mi sento a casa al country, vivo qui, mi alleno qui tutti i giorni e sono magnifici tutti.